Buongiorno a tutti. Ieri 2 aprile ho firmato l'ordinanza con la quale approviamo i criteri per l'erogazione dei contributi messi a disposizione a quelle famiglie che sono andate in crisi dall'emergenza coronavirus. Il primo passo, la prima cosa da fare è la compilazione di questa autocertificazione che potrete scaricare direttamente dal sito del Comune di Castelfranco Veneto all'indirizzo www.comune.castelfrancoveneto.tv.it oppure la potrete compilare telefonicamente chiamando lo 0423 735 502 con un assistente che vi aiuterà nel compilare questa autocertificazione, che passerete magari poi in una fase successiva a firmarla. I destinatari di questi contributi sono i residenti del Comune di Castelfranco Veneto e i domiciliati ante 29 marzo 2020. Saranno destinatari di queste misure famiglie che non siano già seguite dai servizi sociali, quindi in via prioritaria famiglie dove emergano nuove fragilità. I contributi vanno da un minimo di 70 euro a persona, cioè per il nucleo con una persona solo, a un massimo di 200 euro per un nucleo da 5 e più persone a settimana. L'intenzione dell'amministrazione comunale è quella di erogare un contributo tarato in 2 settimane, quindi doppi gli importi a cui facevo riferimento prima. Sono destinati all'acquisto di beni di prima necessità, di alimentari e anche di farmaci. Sono esclusa la possibilità di acquistare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, prodotti per il giardinaggio, energy drink, calzature e tabacchi. Vi sarà data la possibilità di individuare un negozio, un centro di distribuzione più prossimo alla vostra abitazione, in modo tale da limitare al minimo gli spostamenti come da ordinanza sindacale ancora vigente. Abbiamo aperto un conto corrente bancario che ha come dicitura raccolta fondi da coronavirus. Il suo numero lo troverete nei canali istituzionali e vi sarà data la possibilità, a coloro che vorranno, sarà data la possibilità di fare delle donazioni che godranno della defiscalizzazione. Questi fondi serviranno a rimpinguare il fondo messo a disposizione appunto per l'emergenza coronavirus. L'appello che vorrei fare è che, conoscendo un po' il nostro essere, siamo veneti, siamo trevigiani, siamo castellani e talvolta è più difficile chiedere aiuto che darlo. L'appello che faccio è che chi ne ha bisogno, faccia richiesta all'amministrazione comunale. Laddove arrivassero più domande rispetto ai fondi, sarà nostra cura privilegiare chi realmente ne ha più bisogno. Quindi non abbiate timore, attendiamo le domande, il tempo necessario per poterci attivare con i canali della distribuzione piuttosto che con i negozi, e verosimilmente questi contributi verranno messi a disposizione in tempi brevi a coloro che ne fanno domanda. Vi ringrazio e vi auguro un buon weekend.